Siedi. Bene, benvenuti a Peschiera del Garda. Oggi è la giornata regionale della mobilità elettrica per il Life Prepare, a cui la Regione Veneto collabora, con capofila l'Emilia Romagna e 18 partner che partecipano, quindi un progetto veramente importante che ha un focus ben preciso, ovvero la tutela dell'ambiente per il miglioramento della qualità dell'aria. Sappiamo che sono temi quanto mai importanti, sappiamo che sono temi che sono mai improrogabili da affrontare, e penso che il LIFE, quindi un progetto comunitario, sia uno degli strumenti più efficienti che possono esserci in questo caso, perché c'è multidisciplinarietà, c'è collaborazione tra più enti e conseguenza c'è più massa critica, e per il LIFE la partecipazione, la conoscenza, il coinvolgimento della cittadinanza, ecco perché dopo ci sposteremo nel piazzale del porto dove vedremo mezzi elettrici sia terrestri che d'acqua, sia una delle cose più importanti da affrontare e siano anche degli strumenti più efficienti per avere i fondi, perché alla fine sono quelli che fanno la differenza per poter poi affrontare queste sfide che il futuro ci sta mettendo davanti in modo molto importante, ovvero il cambiamento climatico, la qualità dell'aria, la qualità dei corpi idrici, tutte cose che per troppo tempo magari sono state date per scontate, ma che ci stiamo rendendo conto essere quanto mai importanti e strategiche per il futuro. Detto questo, io chiamerei il sindaco di Peschiera del Garda, Maria Rita Gaiuni, per i saluti istituzionali, e penso che si senta sufficientemente bene anche senza microfono, immagino, anche lei in fondo mi fanno un cenno ok, quindi prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie per aver scelto Peschiera per questa importante giornata. Come dicevo, ecco, io permetterei un pensiero di solidarietà con il vicepresidente, che so che non può essere presente, Elisa De Berti, per problemi personali, quindi credo che tutti noi gli siamo vicini in questo momento. Ecco, dicevo grazie per aver scelto Peschiera, perché per quello che ci riguarda è già una modalità operativa che abbiamo già un pochino iniziato nel nostro paese. Noi abbiamo efficientato, si dice così, tutta la nostra illuminazione e tutti i nostri corpi che riscaldano e che raffrescano, in modo da risparmiare e da non immettere nell'ambiente quasi 1000 tonnellate di CO2 l'anno. Abbiamo già individuato dei luoghi per mettere delle colonnine per la ricarica elettrica e quindi ci stiamo anche avvicinando con uno studio di fattibilità alle famose biomasse. Quindi diciamo, per quello che riguarda Peschiera siamo già molto sensibili, quindi grazie per averci scelto, perché questo conforta il cammino comune che stiamo facendo, come correttamente ha detto l'assessore Gavazzoni, per andare incontro ed evitare quello che poi si vede che siano i disastri, perché siamo tutti capaci poi di piangere e di essere vicini ai nostri colleghi cittadini delle Marche, ma poi purtroppo quando le bocce sono ferme, quando la stagione è calma, un pochino ci si dimentica. In realtà bisogna sempre tenere vivo l'argomento, perché realmente siamo di fronte, ma non dico una cosa nuova, dico una cosa ormai scontata, il clima è cambiato, quindi il mondo è cambiato e conseguentemente noi ci dobbiamo adeguare. Quindi grazie di questa vostra attenzione e noi ci rendiamo sempre disponibili a qualsiasi tipo di iniziativa che fosse in questa direzione. Io in questa sede quindi non ringrazio il mio assessore, dico mio assessore perché è di Peschiera del Garda e ho appena ricevuto i complimenti, perché è vicepresidente della comunità del Garda, insomma credo che stia mettendo a disposizione tutte le sue risorse, che sono molte, per fare in modo che tutti questi progetti possano andare avanti. Quindi Filippo, grazie di cuore, perché insomma il nome di Peschiera con te è ben pubblicizzato e ben conservato. Quindi io adesso purtroppo vi devo lasciare, perché ho le lamentele dei miei cittadini, perché vuoi che non si lamentino i cittadini alle 9:30, quindi devo andare a cominciare ad ascoltarli e cercare di risolvere per quanto possibile. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Bene, immediatamente passerei quindi la parola al comandante della Guardia Costiera del Lago di Garda, Antonello Ragadale, prego. No, penso di riuscire a trasmettere il mio tono di voce. Grazie a tutti, buongiorno, sono fiero di essere presente a questo tavolo, a questo incontro. Porto i saluti dell'ammiraglio direttore marittimo del Veneto, l'ammiraglio ispettore Pio Bellizzari, e ringrazio l'Ispettorato dei Porti, la Regione Veneto, la Comunità del Garda per questo invito a questa giornata che per noi è fondamentale per comprendere quello che sarà poi il futuro della sostenibilità del Garda. Per quanto ci riguarda come Guardia Costiera,
Siamo presenti da quest'anno grazie anche all'Ispettorato dei Porti e ai comuni, alle regioni che hanno dato il contributo tramite la Comunità del Garda nel periodo estivo sul Veneto con una unità e dei militari alla Sise, e questo ci ha permesso di poter contribuire a quella che è la sicurezza della navigazione, al pronto intervento del soccorso, che era già ben consolidato, però di sicuro essere più presenti sulle varie sponde del lago ci dà una prontezza operativa più efficace rispetto al passato. Per quanto attiene l'ecosostenibilità, per quanto riguarda il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, ha già avviato quella che è un ricambio dei mezzi che nei prossimi anni andranno verso questa direzione, e quindi poi anche sul lago di Garda sicuramente ci sarà questo tipo di adozione per quanto riguarda l'ecosostenibilità. Quindi io vi ringrazio e sono a vostra disposizione. Ringrazio il comandante Ragadari della Guardia Costiera. Adesso l'ingegnere Marco Delia porterà i saluti della vicepresidente della Regione Veneto, a cui associo anche la mia vicinanza per quanto purtroppo è successo. La vicepresidente, mi permetto di dire, per il lago di Garda, per Peschiera, ma veramente per tutto il lago di Garda è sempre stata presente, è sempre presente, per noi un punto di riferimento estremamente importante. Quindi veramente penso che le siamo tutti vicino e va il mio ringraziamento a lei, anche se non è qua, ma è come se qua ci fosse, perché c'è sempre per voi. Quindi grazie, prego Marco Delia. Sì, buongiorno a tutti. Io diciamo, ero chiamato a fare un intervento tecnico di introduzione a questo incontro e ovviamente mi associo ai ringraziamenti che ha già formulato l'amministrazione comunale e la Guardia Costiera per la partecipazione a questo evento. Porto i saluti, come già accennato, della vicepresidente della regione, che è assessore con delega alla mobilità e trasporti dei lavori pubblici, quindi in particolare anche ai temi della navigazione, segue in particolar modo i temi della navigazione, proprio che non è, come avete capito, potuto intervenire proprio all'ultimo momento per un problema familiare per cui ne siamo tutti molto vicini. Come veniva ricordato, il luogo scelto per questo incontro, che è una sorta di tavola rotonda, diciamo così, in quanto tutte, avete visto l'agenda molto interessante, tutti i partecipanti a questo incontro sono bene o male istituzioni, enti o società che lavorano quasi quotidianamente a stretto contatto con gli uffici della regione e con in particolar modo la struttura regionale che si occupa appunto di mobilità e trasporti. Questo incontro si inserisce all'interno della settimana della mobilità sostenibile organizzata a livello comunitario ed in particolare nella giornata regionale legata alla mobilità elettrica all'interno del progetto comunitario del Life Prepare, che è un progetto che sicuramente avete già sentito nominare, in quanto è un progetto che si sviluppa in più anni, nasce nel 2017 e ha una durata di 7 anni ed ha come finalità quello di implementare tutta una serie di azioni volte a limitare il più possibile l'inquinamento, a garantire la qualità dell'aria in un'area delicata come quella della pianura padana, che sia per la sua conformazione geografica che per la fitta rete di insediamenti produttivi, purtroppo risulta una delle aree con una situazione di qualità dell'aria tra le peggiori a livello europeo. Per questo tutte le regioni del bacino, più tutta una serie di altri enti che sono 17 in tutto, le ARPA, alcune aree metropolitane, appunto le regioni, hanno costituito nell'ambito di questo progetto europeo un sistema di azioni e di monitoraggio conseguente legato a raggiungere degli obiettivi che consentano di dimostrare che alla fine c'è un impegno generale sia dello Stato che poi delle regioni per migliorare questa situazione.
una delle azioni, vedete, questi sono i pilastri su cui si basa non si vede, sono 6 pilastri, quindi questo progetto si sviluppa sia sui temi dell'agricoltura che del riscaldamento che dell'industria. Tra questi temi c'è anche il tema ovviamente della mobilità e dei trasporti, che è uno di questi elementi, quindi la mobilità elettrica in particolare è una delle azioni legate al mondo dei trasporti. Allora oggi la Regione, oltre che appunto rappresentata dalla massima autorità che è la Vicepresidente, oggi la Regione, per questo incontro che ritiene di assoluta importanza, si presenta, oltre che con il sottoscritto, con l'ingegner Menin, che è per il mio fianco, che è il direttore che conoscete sul Lago di Garda, è conosciuto in quanto si occupa anche di ispettorati di porto e quindi di navigazione in particolare, e si occupa anche dell'attuazione del piano regionale dei trasporti e quindi dell'implementazione di tutte le azioni connesse al piano e anche dei piani di settore. Poi ci sarà un intervento della dottoressa Malenko, che è la direttore della mobilità, sempre della Regione del Veneto, che si occupa in particolare anche della mobilità sostenibile, intesa come mobilità, anche mobilità lenta, quindi ciclabile, quindi ci racconterà un attimo il tema della ciclabilità. Poi sempre come Regione, possiamo dirlo, c'è qui l'ingegner Fasiol, che era con il quale abbiamo condiviso un percorso all'interno della Regione, è stato il mio capo per un bel po' di tempo, adesso invece è il direttore generale di una società regionale che si occupa di, tra le varie cose, anche di navigazione, quindi con questa società stiamo collaborando per lo sviluppo del piano regionale della mobilità turistica e poi tutti gli altri enti, istituzioni, adesso non li cito tutti, sono, come ricordavo prima, sono persone e istituzioni che collaborano sul tema della mobilità a stretto contatto con la Regione. Quindi di fatto rinnovare il ringraziamento di tutti alla partecipazione a questo incontro. Volevo porre in evidenza come si tratta, come tutte le persone che oggi intervengono in qualche modo fanno parte di un gruppo di lavoro che dai diversi punti di vista aziendale, istituzionale e di società portano avanti un obiettivo comune che in questo caso si concretizza con il tema della mobilità sostenibile, mobilità elettrica. Come veniva ricordato prima dal Sindaco, la scelta di Peschiera del Garda non è una scelta casuale, non solo per il comune di Peschiera, che è particolarmente attivo su questi temi, come veniva ricordato prima dall'assessore Gavazzoni, ma anche proprio perché il tema della navigazione interna e l'attuale in particolare è un tema di assoluta importanza non solo per il lago ma anche per altre realtà del territorio veneto, una per tutte la laguna di Venezia. Quindi io, ritornando sul tema specifico dell'incontro, le azioni che il piano e il progetto Prepare ci chiede di implementare sono 5 e hanno degli obiettivi ben precisi sui temi della mobilità. Una di queste azioni è anche quel momento di condivisione con il territorio, con gli stakeholders, con le istituzioni, che è proprio un momento, vorrei dire, non è solo obbligatorio, quanto mai opportuno, proprio perché da questi incontri poi emergono quegli spunti per ulteriori iniziative. Quindi l'incontro di oggi è proprio un'azione specifica, un obiettivo di un'azione specifica
del piano, quindi di condivisione con la cittadinanza, con gli operatori, con tutti i portatori di interesse, proprio per informare non solo internamente ma anche al territorio e anche a livello comunitario delle azioni che sono state messe in campo e sviluppate. Quindi io a questo punto passo la parola all'ingegner Menin per illustrare gli aspetti legati alla pianificazione regionale dei trasporti, tema di mobilità sostenibile. Sì, buongiorno a tutti. Io partirei quindi dalle slide che vanno un po' a spiegare brevemente quello che è il percorso che Regione Veneto ha avviato approvando ancora a luglio del 2020 il piano regionale trasporti. Un piano regionale trasporti che, come è stato già detto, è ovviamente poi un piano che si inserisce in un insieme di iniziative di piani ad esso connesse, come l'IPREPE, come altre pianificazioni, come vedremo nel corso della mia illustrazione. È un piano processo, quindi è un piano, uno strumento dinamico che è stato proprio progettato e deciso in questa veste proprio per tener conto di quelle che sono tutte le variabili cui il nostro territorio e le nostre regioni e stati hanno subito nel corso degli anni, quindi dalla pandemia alle guerre e altre cose, quindi proprio un piano che nei 10 anni di vigenza riesce ad adattarsi, riesce anche nei suoi monitoraggi e aggiornamenti a essere perfettamente in linea o almeno ci proviamo nell'essere rispondenti a quella che è la realtà in quel momento. Ed è sicuramente un piano che è partito in parallelo ma in stretta connessione con quello che è il piano territoriale di coordinamento della regione. Voi sapete che è il piano che in qualche modo governa ed detta quelli che sono i principi per il governo del territorio. Il piano territoriale di coordinamento che è stato approvato proprio un mese prima del piano dei trasporti, ma che ha avuto una genesi come quella dei trasporti ovviamente molto lunga, prevede proprio che per la mobilità, ed è rappresentata nella slide a tavola 4 del piano, sia proprio il piano regionale trasporti a definire poi quella che è la programmazione. Il piano regionale trasporti che ha una visione fondata sul pilastro della mobilità sostenibile per persone e cose, quindi una sostenibilità che è declinata poi in 3 tipi di sostenibilità: l'economica, che è un perno fondamentale della nostra regione, come sapete, la parte sociale per tutte quelle aree e quelle popolazioni che sono maggiormente esposte a fragilità o rischi, viene in mente tutte le aree ovviamente della zona pedemontana, collinare e montagna, quindi dalle Dolomiti a tutta la zona delle Prealpi e alle colline, e anche le zone lacuali, le zone ovviamente dove ci sono delle situazioni particolari. La parte ambientale invece che è riferita al territorio, un territorio che, come è stato detto prima anche dal sindaco del comune, è un territorio che è soggetto a fragilità un po' per quella che è la natura degli eventi, ma anche per quello che è stato l'opera dell'uomo, che a volte non è stata perfettamente rispondente a quella che la natura vorrebbe. Il piano è poi suddiviso in termini di obiettivi, in 8 obiettivi, 8 strategie e 37 azioni. E queste poi confluiscono in una serie di approfondimenti che sono proprio state avviate ancora nel 2021 e sono tutti una serie di pianificazioni di strumenti, li abbiamo elencati, quindi dalla ciclabilità alla viabilità alla portualità turistica e navigazione, al piano regionale neve, che è il piano per gli impianti di piste da sci, ma non solo, e allo strumento ricognitivo per la logistica. Sono 5 strumenti che coinvolgono e toccano anche il lago di Garda e la realtà costiera del lago di Garda. Basti pensare che il piano neve, che magari voi dite cosa c'entra con il lago di Garda, abbiamo a Malcesine
la Funiria è un impianto importante per la provincia di Verona, che è Montevallo e tutto il comprensorio. Quindi capite che tutti questi 5 hanno comunque rilevanza anche per la realtà locale, per la realtà del Lago di Garda. Locale che però non è locale, perché sapete che il Lago di Garda ha 3 competenze regionali e 3 competenze provinciali, quindi stiamo parlando di una realtà abbastanza complessa. Il piano che ha introdotto questo nuovo processo attraverso ovviamente obiettivi, strategie e azioni declinano in interventi. Gli interventi il cui diciamo, la cui stima del 2020 ammonta a circa 20 miliardi di euro, cui poi si sommano ovviamente importi in più che riguardano tutti i finanziamenti PNRR e altri ulteriori finanziamenti da parte di Stato e anche Comunità Europea. E gli interventi sono suddivisi in interventi di invariante, cioè interventi già approvati, già finanziati, già in essere a livello di progettazione e esecuzione, interventi di project review, che sono interventi che hanno diciamo, già una loro programmazione ma che hanno necessità di revisione e quindi non sono ancora avviati né finanziati, e fabbisogni che sono interventi invece da definire e da definire insieme alle realtà locali e da approvare e anche da trovare poi le forme di finanziamento. Ovviamente il PRT lavora molto sulla parte project review e fabbisogno, però è evidente che anche gli invarianti fanno parte del monitoraggio, perché le opere in corso, almeno quelle più complicate, hanno una necessità continua di avere verifiche, aggiornamenti e controlli. Il piano, come dicevo, suddiviso nelle tre attività di obiettivi, strategie e azioni. Poi per quanto riguarda proprio l'oggetto di oggi, quindi quella che è la mobilità sostenibile, la mobilità in senso lato, declina, e qui non ve le leggo ma le riassumo brevemente, in una serie di obiettivi, strategie e azioni che sono più finalizzate alle attività che stiamo svolgendo in termini regionali, ma in termini regionali ovviamente intendo dire ampi, quindi area, direzione e unità organizzative, e coinvolgendo, come diceva Marco prima, tutti i principali stakeholder, perché ovviamente coinvolgono dalla gomma all'acqua, al ferro e ovviamente anche le varie tipologie di modalità di mobilità. Quindi, giusto per fare un esempio, passiamo dalla necessità di potenziare la mobilità regionale, realizzare un sistema integrato di trasporto regionale, quindi parliamo di trasporto pubblico locale, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi su gomma e su acqua, quindi navigazione intendiamo, quindi attraverso ovviamente i piani di bacini di traffico e quindi le attività del TPL, e con i piani urbani della mobilità sostenibile, che sapete essere un obbligo, una facoltà per alcuni comuni di redigerli nei tempi dovuti, ma a cui si è recentemente introdotta una nuova necessità di affiancare il piano mobilità urbana sostenibile ai piani di logistica sostenibile. Questo perché, come sappiamo, è sempre più importante per la parte logistica definire e studiare nel dettaglio anche quelle che sono le ricadute e le necessità di organizzare al meglio il trasporto delle merci dai grandi centri ai medi centri, ma poi fino al centro dove necessita la merce. Lo vediamo oggigiorno che il tema di Amazon, il tema è quello, no? Come trovare la modalità migliore per far coesistere una mobilità sostenibile con una mobilità che è legata alle merci, e quindi per questo la norma europea sta introducendo questi piani della logistica sostenibile. Il turismo, evidentemente il Lago di Garda sapete anche voi che è uno dei principali attrattori di turismo del Veneto ma anche d'Italia, e quindi il piano regionale dei trasporti si inserisce anche con una particolare attenzione al tema turismo. La navigazione intesa ovviamente come competenza regionale nella navigazione interna, quindi la rete
la rete della parte acquea navigabile regionale, ma anche il lago di Garda, che ovviamente ha tutta una sua realtà molto importante. E passando poi alla transizione energetica, quindi alle modalità di combustibile, e per finire quindi con la navigazione elettrica, che poi non è per finire ma è il nostro inizio, ovvero quello di cui stiamo parlando oggi, quindi giornata della mobilità per la navigazione elettrica, e oggi appunto è il tema, diciamo, principale che ci vede in questo tavolo insieme. Chiudo come dicevo prima, per ricordare che il piano regionale dei trasporti è un piano che ovviamente ha tutta una serie di connessioni, collegamenti, coordinamenti con le altre pianificazioni regionali, ma non solo. Proprio recentemente, a marzo, la Regione ha dato avvio al nuovo piano energetico regionale, un piano importantissimo, fondamentale, proprio per le vicissitudini che tutti noi abbiamo ben note, e ovviamente noi come parte trasporti, come parte infrastrutture, ci siamo e diamo il nostro contributo. Lo diamo attraverso quelle che sono ovviamente le linee dettate dal piano trasporti. Un altro piano che non ho elencato ma che è importantissimo è il piano della tutela dell'atmosfera, anche questo è in fase di aggiornamento. Tutti i dati relativi a quelli che sono gli indicatori sulle polveri, sul CO2, le emissioni sulla parte stradale, ferroviaria e il TPL sono dati del PRT, quindi ecco, questo è per farvi capire qual è la rilevanza che ha il piano in quello che è la parte diciamo ambientale, energetica e di atmosfera. Vi ringrazio e continuiamo con gli altri. Bene, adesso prendo la parola, tocca il mio intervento. Chiedo a tutti quanti i relatori dopo di me di accomodarsi quando vi chiamerò qua davanti, così possiamo registrare e quindi abbiamo anche traccia di quello che stiamo facendo, e chiedo a tutti quanti di rimanere entro i 15 minuti. Assolutamente, assolutamente. Così riusciamo a rispettare i tempi per essere verso mezzogiorno al piazzale del porto. E poi la vicepresidente sì, guarda il video. Controlla i detenuti. Immaginavo che domani mi arrivano a telefonare. Bene. Il mio intervento sarà molto veloce, in un certo senso aspecifico, in quanto già l'ingegner Menini e l'ingegneria hanno descritto fondamentalmente il succo dell'argomento di oggi, ma il mio concetto va a cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica, la vostra opinione rispetto a cosa il lago ha bisogno. Fondamentalmente quello che credo molto importante è che per calare un'infrastruttura, per calare qualsiasi tipo di progetto su un territorio, soprattutto se il territorio, in un certo senso passatemi il termine, è il lago di Garda, quindi un bacino d'acqua interna dolce che è proprio per definizione tra gli ecosistemi più delicati e più difficili da tutelare che esistono, proprio i bacini di acqua interna, ancora più dei corsi d'acqua fluviali, ancora di più del mare, che hanno caratteristiche, diciamo, specificità tutte loro. Il lago di Garda ha una specificità, guardate, veramente importanti, quasi incredibili, ovvero ricambia tutto il suo volume d'acqua in 27 anni. Che cosa vuol dire? Ci vuole 27 anni di media per cambiare tutto il suo volume idrico. Quindi capite che qualsiasi azione noi andiamo a far calare sul territorio, qualsiasi cosa che noi facciamo e non ha una copertura scientifica sufficientemente chiara, possiamo fare dei danni che possono ripercuotersi per decenni. Inoltre il lago di Garda, un'altra questione importante, è il bacino d'acqua strategico, d'acqua idropotabile più importante d'Italia. Quindi capite, riserva strategica idrica più importante d'Italia, 27 anni di tempo per ricambiare il suo volume. Capite che quello che stiamo facendo oggi, così come tutte anche le azioni che la comunità del Garda sostiene da anni, così come il contratto di lago, che è stato firmato proprio a Peschiera nel 2019, si prefigge, è quello di tutelare questo asset strategico per tutti noi. Guardate che proprio quest'anno, questa stagione, ci ha messo davanti ad una situazione che per molti non esisteva, ovvero la crisi idrica. Abbiamo già affrontato di crisi, di siccità anche peggiori, 2003, 2005, 2007, 2015, ma quest'anno qualcosa è successo nell'opinione pubblica, perché quest'anno la gente si è accorta che può mancare l'acqua. Lo dico io, no, lo dicono per esempio i dati degli accessi ai siti di controllo dei livelli idrometrici che hanno registrato
più accessi quest'anno che da quando sono attivi, cioè da oltre 10 anni. Cioè capite cosa si è scatenato? Quindi tutto quello che le amministrazioni, dalla regione alle province, ai comuni, cioè tutta la filiera amministrativa deve fare è porre attenzione e risorse su questioni strategiche. E le questioni strategiche sono queste, dal mio punto di vista. Quindi fondamentalmente programmare un tipo di navigazione che adesso faccio fatica anche a dire la parola sostenibile perché viene talmente abusata che faccio veramente fatica a dire, però bisogna veramente fare l'anamnesi del paziente prima di proporre una terapia. Questo fanno i medici, non si propone una terapia senza avere un'anamnesi. Per un territorio come il lago l'anamnesi è capire la sua evoluzione. Guardate signori che soltanto 70 anni fa questo era un lago oligotrofico. E cosa vuol dire? Aveva caratteristiche di qualità dell'acqua come un lago alpino, nonostante sia un lago subalpino. Quindi bassissima presenza di sali nutritivi, bassissima produttività ittica, ma qualità dell'acqua eccelsa. E questo è così dall'ultima glaciazione al 1950-60. In quel lasso di tempo, dall'inizio dell'evoluzione del turismo proprio, a oggi è cambiato dall'oligotrofia, quel suo stato originario, verso l'eutrofia e si è stato nella meso-oligotrofia, cioè una situazione di equilibrio tra un bacino che sta bene e un bacino che va verso incontro a una degenerazione dei corpi idrici. Questo nel lasso di tempo brevissimo, perché, e sto già per concludere, perché non è mai stata fatta un'anamnesi effettiva delle evidenze scientifiche di cosa il lago può effettivamente accogliere, quanto il lago può sopportare la pressione antropica, quanto il lago può sopportare determinate infrastrutture. Questi sono concetti che adesso dobbiamo porci e questo è un progetto assolutamente che risponde a questo tipo di esigenze. Ricordiamoci sempre che il lago di Garda è all'interno della Long Term Research, è uno studio internazionale importantissimo che raccoglie dati da decenni, quindi noi tutte le indicazioni su cosa effettivamente il lago può sostenere, di cosa il lago ha bisogno, ce l'abbiamo già. Quindi le occasioni come la mobilità elettrica sulla navigazione, benissimo. Abbiamo qua il direttore Navigata che da anni sta lavorando per efficientare il sistema di motorizzazione delle navi da trasporto e che effettivamente sono già molto avanti. Questo è già un ottimo risultato che può andare a crescere sempre di più. Le ciclabili sono assolutamente qualcosa di eccellente, ma non perché secondo alcuni distruggono il territorio, perché è l'occasione di costruire laddove decenni fa abbiamo costruito senza sapere che era necessario rinaturalizzare. Quindi le nuove attività e le nuove infrastrutture devono avere anche questo concetto, rinaturalizzare laddove decenni fa si è compromesso. Quindi un'infrastruttura oggi, se ha questi principi, è assolutamente sostenibile a 360 gradi. La posa del nuovo sistema di collettamento che dovrà scavare i litorali non è un danno se nel momento che ripristino i letti di frega e i litorali lo faccio con le conoscenze dettate dalla comunità scientifica, dalla long term research, dai biologi e degli itiologi che lavorano da decenni sul lago, ci danno le indicazioni per fare qualcosa che migliora quello che decenni fa è stato fatto in buona fede e ha deteriorato l'habitat. Questo progetto, e ho chiuso, è assolutamente fantastico, è utilissimo, ma deve essere l'insieme di un sistema a 360 gradi di conoscenza, di consapevolezza e di lungimiranza. Allora la catena è chiusa e allora veramente vedremo gli effetti a ricadere in modo positivo nei prossimi decenni e non come è successo finora, vediamo gli effetti negativi di decisioni prese decenni fa. Questa è la sfida vera. Ho chiuso già il mio discorso, così ho cercato di essere molto breve. Conseguentemente passerei la parola per il piano della culturalità turistica a Giuseppe Fasiol, che è direttore generale delle infrastrutture venete. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, sono già stato presentato quindi non lo rifaccio.
Il compito che mi è stato assegnato oggi è quello di presentare il piano dell'opportunità turistica con specifico riferimento all'area del Garda. Devo dire che la vicepresidente aveva pensato di questo appuntamento per il primo lancio di questo piano, nel senso che prima Lisa Menici ha parlato del piano dei trasporti, che è stato approvato nel 2020 dal Consiglio regionale. Questo è un piano di secondo livello, cioè che discende da quello del piano trasporti. Meni ha potuto parlare di un piano già redatto, io devo parlare di un piano che parte oggi, nel senso che parte oggi l'attività per la redazione del piano. Abbiamo già alcune attività svolte, ma è un piano che ci vedrà impegnati sostanzialmente nel prossimo anno. E l'intenzione della vicepresidente che trasporto a voi oggi era proprio quella di partire da questa riflessione sul lago di Garda, sulla specificità del lago, e devo dire che le parole estremamente appassionate della sua relazione mi hanno fatto anche ulteriormente riflettere su quella che è la delicatezza ambientale di questo sito e sulla delicatezza anche su come affrontare il piano di opportunità turistica per dare un contributo anche con questo piano all'obiettivo di avere una mobilità più sostenibile e con minori emissioni inquinanti. L'intervento mio si concretizzerà sostanzialmente in una descrizione di quello che è l'origine di questo piano, quello che vuole essere il piano, e poi vediamo anche alcune ipotesi di buone pratiche che il piano potrebbe portare avanti in particolare per il Garda. Ho una serie di slide, su alcune andrò molto molto veloce per cercare di rispettare i 15 minuti che l'assessore mi ha assegnato, anche se ho un anticipo, vediamo 5 minuti. Sempre meglio. Come è stato detto prima da Ligea Delia, come Infrastrutture Veneto noi abbiamo una collaborazione con la Regione per la redazione del piano, e quindi l'origine di questa attività appunto è stata il 29 dicembre 2021 con questo accordo di collaborazione con il quale la Giunta regionale ha voluto dare a Infrastrutture questo ruolo di coordinatori sostanzialmente nella redazione del piano insieme alla struttura regionale di riferimento, per dare attuazione a cosa? Dare attuazione a degli strumenti di pianificazione che già esistono, principalmente il piano territoriale regionale di coordinamento che già accennava prima in Gemenin, e in particolare a quello che prevede l'articolo 56 del PTRC che parla proprio di portualità turistica. Ovviamente poi lascio alla segreteria tutte le slide, quindi le scorro rapidamente citando solo alcuni punti che mi sembra importante richiamare per capire i contenuti e la finalità del piano. L'articolo 56, come vedete, individua 5 macro aree regionali sulla quale va impostato il piano. 2 riguardano il lago di Garda, vengono indicati come lago di Garda nord e sud, quindi a questo ci atterremo anche nella redazione del piano, separando questi 2 ambiti nell'area del Garda. È importante invece vedere cosa dice il punto 2, cioè quali sono come è definito il piano, cosa deve puntare il piano, un dimensionamento del numero di posti barca per nuovi posti per il potenziamento di quelli esistenti, e definire i criteri distributivi di nuovi posti barca sulla base di parametri di sostenibilità ambientale e paesaggistica. Entra in gioco la sostenibilità ambientale e in particolare paesaggistica per quanto riguarda l'ambito delicatissimo del Garda. Un altro elemento importante che il PTRC ci segnala è il riferimento al paesaggio veneto. Vedete alla fine il titolo 10 del PTRC fa specifico riferimento a questo. Veniamo all'altro strumento di pianificazione da cui deriva il piano della portualità, è appunto il piano dei trasporti approvato nel 2020 e in particolare l'azione A56. Avete visto prima Menin parlava di obiettivi, strategie e azioni. C'è un'azione specifica nel PRT che appunto rinvia al rilancio del settore della navigazione interna, ovviamente lo fa con riferimento a tutto l'ambito regionale, quindi parliamo ad esempio della navigazione da Brodi Venezia che ha una sua particolarità e specificità, alla navigazione interna in tutta la rete di navigazione interna in ambito regionale, quindi corsi d'acqua, fiumi o canali che siano, e per questo noi abbiamo competenza su 450 km di corsi d'acqua navigabili in Veneto, e nello specifico sul Garda che ha anche esso una sua specificità rispetto agli ambiti che ho citato prima. Per quanto riguarda il proposto intervento, questa azione prevede appunto la definizione del piano, di cui ci occupiamo adesso,
e cito il punto 6 che è sviluppare e creare una rete infrastrutturale di ricarica per imbarcazioni da adibire alla navigazione interna alimentata ad energia elettrica. Quindi il piano dei trasporti individua specificatamente questo obiettivo in ambito regionale. Per dare attuazione a questo, appunto, dicevo, si è sottoscritto un accordo di collaborazione a dicembre dell'anno scorso e l'obiettivo di redigere il piano è, come vedete nell'ultima riga, entro il giugno 23. Questo per dire che da oggi inizierà anche un'interlocuzione con i comuni, con la comunità del Garda, con gli altri operatori sul Garda per definire meglio la procedura del piano e anche gli obiettivi che ci dobbiamo dare. Quindi diciamo che è un importante momento di lancio anche nei confronti della conoscenza di questo piano e che il gruppo di lavoro d'ora in poi contatterà in sede qui, diciamo locale, coinvolgendo la provincia, i comuni e le istituzioni per dar corpo a quello che sto dicendo. Le attività del piano sono quindi una ricognizione dello stato di fatto e del quadro conoscitivo delle infrastrutture, quindi dell'offerta che abbiamo oggi sul territorio regionale e della domanda che oggi c'è e quella potenziale. Poi i documenti di output sono la redazione vera e propria del piano e, importante, la procedura di VAS. Per chi non sa cos'è la VAS, è valutazione ambientale strategica, una procedura particolare prevista dalla normativa comunitaria nazionale che prevede delle fasi concertative e delle fasi di consultazione con gli stakeholder, quindi una fase che coinvolgerà anche tutti i soggetti comunque interessati alla redazione del piano. Gli output, quindi alla fine della nostra attività, saranno la redazione di una proposta di piano della proprietà turistica, la definizione completa del quadro conoscitivo e il rapporto ambientale che è proprio a sostegno della procedura di VAS. Una cosa da chiarire, questo parliamo di piano ma non parliamo di piano urbanistico, cioè non c'è la volontà di creare un altro piano di vincoli, ma così come lo è il piano dei trasporti, è un piano chiamato di policy, di indirizzo, di linee guida, di definizione di buone pratiche per poter raggiungere gli obiettivi che il piano definisce. Non si va a sovrapporre un ulteriore livello di pianificazione urbanistica. Il gruppo di progetto l'ho voluto riportare, questo è il gruppo che sta lavorando con noi, per evidenziare un fatto, che ci siamo avvalsi anche della collaborazione di due università, sia di Ca' Foscari che di Venezia che dell'Università di Padova, perché riteniamo che questo piano deve essere fortemente interdisciplinare. Parliamo sicuramente di mobilità sostenibile, di ambiente, di paesaggio, di economia, di ricadute sul territorio e quindi anche di aspetti economico-sociali sul territorio. E quindi sull'ingegnere sicuramente non ho forse la competenza per sviluppare tutti i temi che abbiamo elencato ora. Quindi abbiamo anche queste collaborazioni che ritengo molto utili e già lo sono state in questa prima fase del piano delle due università. Qui la descrizione di quello che è il piano, ma più o meno vi ho già dato indicazioni in questo senso. Vediamo quello che per adesso abbiamo già iniziato a predisporre. La prima fase del piano ovviamente è la definizione del quadro conoscitivo, che qui è declinato, come vedete, in 9 punti. Poi ci sarà la redazione della proposta di piano e il rapporto ambientale legato alla procedura di VAS che ho detto. Questi 9 punti del quadro conoscitivo li vediamo splittati nelle slide successive con specifico riferimento al lavoro di grado. Ho cercato di fare un focus su quello che è l'attività che abbiamo iniziato a condurremo per quanto riguarda il quadro conoscitivo sul grado. Quindi la prima attività che stiamo conducendo è la dimensione dello stato di fatto, quindi l'analisi dell'offerta che oggi c'è, che oggi è un'offerta importante legata alle proprietà esistenti sul lago, quindi una ricognizione dello stato di fatto delle infrastrutture e una schedatura delle tipologie di porti esistenti, evidenziando la disponibilità di spazi sia in termini qualitativi che quantitativi e cercando di individuare le maggiori criticità e le potenzialità. Su questo devo dire abbiamo una collaborazione con l'Ispettorato di Porto che conosce di Verona, che conosce ovviamente molto bene lo stato di fatto e avremo necessità di avere una collaborazione diretta con i comuni.
La ricognizione di strumenti di pianificazione è evidentemente il passo successivo, e qui entra in gioco in particolare proprio i comuni, perché stiamo realizzando le previsioni dei PAT, degli strumenti urbanistici, e di PILA dove ci sono, cioè gli strumenti attuativi di pianificazione a livello comunale. Ovviamente abbiamo a riferimento il PTRC, quella a sinistra è la tavola 4 che anche il Gemenin citava prima, che è la tavola di riferimento della pianificazione della mobilità prevista dal piano territoriale regionale di coordinamento vigente. E abbiamo trovato anche un riferimento importante nel piano d'area Gardavallo, oggi non vigente, che però ci sta fornendo tutta una serie di informazioni anche di dettaglio sulla situazione infrastrutturale esistente, che ovviamente va aggiornata perché il piano ha qualche anno, ma poi non è neanche così vecchio da dire di non doverlo considerare. L'abbiamo trovato particolarmente dettagliato e quindi lo stiamo valutando assieme al PTCP, cioè il piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia, che questo risale al 2015. Ecco, questo per dire che assieme all'analisi puntuale degli strumenti urbanistici comunali, qui vediamo fatto 3 esempi, stiamo riconducendo tutta quella fase conoscitiva per avere lo stato di fatto sia dell'offerta infrastrutturale esistente che della pianificazione e tutti i limiti e i vincoli che la pianificazione attuale impone. Da ultimo, questo è un riferimento ancora all'attività dei comuni, un riferimento alla legge 46 del 2017 per quanto riguarda i piani di gestione. È una legge non ancora completamente attuata da molti comuni del Veneto, che però non voglio richiamare perché impone ai comuni la redazione dei piani di gestione. Questo è un riferimento a tutto il territorio regionale, ovviamente non solo al territorio del Garda, che fra l'altro ha delle sue normative specifiche come la legge 52 dell'89 specifica per la navigazione sul Garda e per la disciplina del demanio attuale. Altro elemento che stiamo valutando, e qui ovviamente anche con i colleghi della Regione, è la individuazione di progetti che siano integrati con, ad esempio, con le ciclabili, poi sentiremo l'intervento dell'architetto Malengo, e anche con le scelte comunali per quanto riguarda, ad esempio, i parcheggi scambiatori o punti di accesso alla costa e al lago. Infine, una verifica che stiamo conducendo, in questo caso assieme proprio all'università che ho citato prima, è una ricostruzione della domanda attuale e soprattutto quella potenziale legata anche alla forte valenza turistica del Garda. Tutta questa fase di analisi la stiamo conducendo, poi ci porterà via ancora per qualche mese, dopodiché bisogna passare alla fase delle proposte. E qui entra in gioco quella procedura di VAS, cioè di valutazione ambientale strategica, che impone che prima di arrivare alle proposte ci deve essere una fase concertativa e su questo, ripeto, avremo occasione di altri incontri dove andremo ad analizzare la redazione, la proposta di piano e anche il rapporto ambientale che andremo a proporgli. L'articolazione del piano quindi sarà attuata in analogia a quella del piano trasporti, individuando obiettivi principali, strategie per attuare quegli obiettivi, fino ad arrivare ad azioni specifiche che potranno essere azioni individuando o siti di nuove localizzazioni, porti se ci saranno le condizioni, riqualificazione dell'esistente e quindi proposte di carattere materiale, ma anche proposte di carattere immateriale. Come dicevo prima, linee guida, forme organizzative per la gestione degli spazi acqui o anche proposte di buone pratiche proprio in linea con gli obiettivi che sono alla base della riunione di oggi, dell'incontro di oggi, cioè della mobilità sostenibile e della chiamiamola transizione ecologica, anche se è un termine abusato, ma comunque in linea con l'obiettivo generale di ridurre le emissioni complessive nell'ambiente. E ripeto, le parole delle osservazioni di prima sul ricambio idrico ai 27 anni mi hanno particolarmente colpito.
Infine vi segnalo una di queste buone pratiche. Se dobbiamo arrivare alla fine delle buone pratiche, diciamo che ce n'è una che è già in qualche modo in itinere, e richiamo quello che era contenuto in una slide precedente, cioè sviluppare e creare una rete infrastrutturale di carica e imbarcazioni da adibire alla navigazione interna alimentata di energia elettrica. So che sul lago già navigare è molto sensibile, ha molta sensibilità su questo, quindi sicuramente è più avanti che in altri ambiti del territorio regionale, ma volevo portare al tavolo una prima esperienza che stiamo conducendo sempre in collegamento, in rapporto stretto con la Regione, un'attività che è prevista nel piano complementare del PNRR. Abbiamo ottenuto un finanziamento, in questo caso di 3 milioni, per inserire nel porto interno di Rovigo, che è un porto di proprietà regionale in concessione alla società Interporto di Rovigo SpA, ma fatto proprietà regionale, per inserire in questa realtà il sistema del polvario. In cosa consiste? Sostanzialmente sono, in questo caso, sistemi di alimentazione elettrica nelle banchine, sia per il turistico, ma in questo caso anche per le navi commerciali, per consentire che ci sia in primo luogo la possibilità che il natante, l'unità nautica, una volta che ferma in banchina, spegne i motori e quindi non abbia più tutte le emissioni che attualmente ha con la classica alimentazione. E il tema è molto sentito in Laguna di Venezia, particolarmente con la crocieristica, ne avete sentito parlare tutto. In prospettiva, laddove ci fosse una flotta in grado di recepire anche questa opportunità, proprio la possibilità della ricarica completa anche per la navigazione fluviale. È un progetto che è già partito, oggi abbiamo sostanzialmente chiuso il progetto definitivo e su questo avremo le procedure d'appalto e i lavori nel corso del 2023. L'ho portato come esempio finale perché è una prima anticipazione di quello che può essere uno sviluppo dell'alimentazione elettrica nel settore della navigazione e attraverso lo strumento del piano l'intenzione è quella di proporlo nelle forme e nei modi che andremo a concordare anche nell'area del Garda per ridurre complessivamente le emissioni del Garda, mantenendo però quella componente turistica che è fondamentale per la vita della comunità del Garda. Vi ringrazio. Allora ringrazio il direttore generale di Infrastrutture Venete, Giuseppe Fagiol, e chiamo il direttore Navigarte, Giuseppe Nafari, prego, per il suo intervento. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, mi ha già presentato Filippo Gavazzoni e quindi anche io non mi ripresento. Intanto volevo ringraziare l'ingegner Menin per l'invito a questa giornata assolutamente importante per la navigazione interna, quindi è un argomento a noi assolutamente, cioè a cui teniamo tantissimo. Allo stesso modo ringrazio anche l'assessore Filippo Gavazzoni per l'accoglienza in questa sede, ma in generale per l'accoglienza da 1000 anni relativamente al nostro sito più importante in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra flotta, che si trova tutto qui a Peschiera, nel nostro cantiere navale di Peschiera del Garda. Allora ho preparato alcune slide tecniche e anche molto concettuali sull'idea di sostenibilità, sull'idea che la navigazione Laghi Italia, appunto ente governativo, ha come mission in mente di portare avanti da oggi fino ai prossimi anni, ma anche darvi un'idea dello stato di fatto di quello che già la navigazione Laghi Italia ha fatto ad oggi in termini di sostenibilità. Ecco, non seguirò esattamente le slide più che altro perché vorrei fare una chiacchierata con voi, che secondo me è la cosa più importante per rendervi un po' partecipi anche un po' dei tecnicismi che permettono
di approcciarci con molta attenzione all'idea di sostenibilità, ecco, senza abusare di questa parola, perché se ne fa tanto uso, però ecco, io sono un ingegnere e quindi dico che per arrivare a definire un qualcosa sostenibile bisogna analizzare non soltanto il processo di decarbonizzazione, come nel nostro caso della flotta, ma una serie di interventi che permettono appunto anche di rendere le acque del lago di Garda le migliori acque, quindi non come dire, scaricare una goccia d'olio nel lago è assolutamente importante, quindi avere degli impianti di ritenuta a bordo delle navi che consentono appunto di raccogliere qualunque tipologia di acqua prodotta a bordo delle navi è fondamentale per poterle smaltire, quindi questo qui è un po' anche la base della salvaguardia delle acque del lago di Garda. Quindi vi dico un attimino che è Navigazione Laghi Italia. Navigazione Laghi Italia, per chi non la conoscesse, è una gestione governativa, fa parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e gestisce appunto cosa? Il TPL sui 3 laghi più grandi d'Italia, quindi Garda come maggiore, con più di 100 navi, traghetti, aliscafi, catamarani, navi monocarena, abbiamo di tutto. Trasportiamo annualmente circa 9-10 milioni di passeggeri, 700.000 auto, tantissime biciclette, parlo dei 3 laghi in generale, poi farò un focus sul lago di Garda in tal senso, quindi garantendo un servizio assolutamente efficiente nella massima regolarità. La mission aziendale qual è? È sicuramente quella di fornire all'utente un servizio utile, fruibile e sicuramente green, perché comunque il concetto di sostenibilità fa parte un po' del sistema TPL e poi vi spiegherò il perché. Come lavoriamo? Lavoriamo su 3 direzioni di esercizio diverse, quindi Garda come maggiore, nonché anche la sede centrale di Milano, la nostra direzione generale. Con molta professionalità, quindi ci sono dirigenti, ci sono ingegneri, personale amministrativo, operai altamente specializzati per eseguire manutenzioni importanti sul prodotto nave, nonché tutta la parte navigante, quindi capitani, motoristi, marinai. È una realtà, lo dico un po' col cuore, anche perché a parte essere un dirigente e quindi un tecnico dell'esercizio, ma l'affetto che ho nei confronti di questa azienda è molto importante, anche perché negli anni, in tutti questi anni, ha dimostrato con tanti passi, direi molto importanti, di aggiornarsi sempre di più da più punti di vista. Quindi sul concetto sostenibilità, appunto, Navigazione Laghi è intervenuta su questa parola da moltissimi anni. Qual è lo stato di fatto ad oggi della flotta? La flotta ad oggi come interventi più importanti culminano principalmente nella costruzione di nuove navi ibride, cioè la Topazio sul Lago Maggiore e il refitting del traghetto San Cristoforo, quindi anche questo ibrido, quindi la possibilità di poter viaggiare in trasferimento in modalità diesel elettrica e poi nelle fasi di accosto, nelle fasi di stazionamento in modalità completamente full elettrica, quindi a 0 emissioni. Quindi un risultato assolutamente importante, ma non è solo questo. L'utilizzo di carburante assolutamente raffinato a basso contenuto di zolfo, questo garantisce una riduzione di emissioni di CO2 nell'ambiente che si aggira rispetto al gasolio classico da autotrazione intorno al 20%, è un valore molto importante. Anche il fatto di avere un iter manutentivo dei motori principali, quindi con tempi di esecuzione assolutamente ferrei, garantisce alle nostre navi di restare dentro le emissioni descritte dai costruttori, altro dato molto importante. Tutto questo chiaramente è certificato da un ente di classifica internazionale che è l'INA.
Ma questo non basta, non è bastato a noi, quindi abbiamo aggiunto anche altri sistemi importanti per evitare e comunque migliorare le emissioni in ambiente, quali tipologia di riser, quindi abbattimento tramite acqua dei fumi prodotti dai motori principali, nonché anche sistemi scrapper, quindi di nuova generazione. Sono dei sistemi che permettono in doppie fasi di garantire l'abbassamento delle temperature dei gas di scarico, nonché il trattenere il particolato in determinati filtri installati a bordo delle navi, nonché anche impianti SCR con l'utilizzo dell'urea, un po' come avviene per le macchine Euro 6.1 di nuova generazione. Quindi questi sono un po' tutti gli interventi fatti in termini di emissione, ma come dicevo all'inizio, le nostre navi, tutte le nostre navi hanno dei sistemi di raccolta delle sentire di macchina. È una cosa molto importante, a quale Filippo tiene tantissimo, l'utilizzo anche di vernici antivegetative senza, in gergo navale si chiama TBT free, cioè nel senso senza prodotti chimici all'interno delle miscele, ed è un traguardo secondo me da questo punto di vista molto molto importante. I numeri del Garda dal punto di vista della sostenibilità. Allora, intanto a poche centinaia di metri qui stiamo costruendo 2 navi nuove, ibride, e sono pronte in fase di costruzione. A ottobre, quindi tra 15 giorni esatti, partirà il refitting di un traghetto che farà la tratta Toscolano-Maderno-Torri, anche in questo caso ibrido. E inoltre stiamo anche progettando una nave full electric, quindi un refitting full electric di una nave esistente. Siamo nelle fasi di progettazione. Quindi le 2 navi che stiamo costruendo sul Garda, detto in poche parole, sono delle navi ibride plug-in che permettono, come vi dicevo, il trasferimento diesel elettrico, quindi con sistemi diesel generatori con urea, quindi impianti urea con quindi l'abbattimento al 99% degli NOx, che sono gli ossidi d'azoto, che sono nocivi. E poi permettono le manovre e l'approdo totalmente full electric, nonché anche lo stazionamento nei porti full electric, quindi a zero emissioni di CO2. Il trasferimento con il motore Diesel elettrico. La costruzione, noi abbiamo 2 costruzioni, appunto come dicevo, la costruzione C35 con una nave da 35 metri e la gemella della Pereira, attualmente presente che naviga sul lago di Garda, e poi una nave un pochino più piccola da 32 metri con un carico massimo di 250 passeggeri, anche questa in costruzione, quindi abbiamo già le carpenterie pronte e stiamo facendo già i passaggi per la parte elettrica e per il posizionamento dei macchinari a bordo. Quindi sono delle navi molto simili alla Peler, con sistemi propulsivi simili alla Peler nel primo caso, quindi per la C35, quindi un sistema bielica, doppio asse, ma con motori appunto con diesel generatori con urea, motori elettrici e pacco batterie che permette appunto anche le parti di approdo e di stazionamento del full electric. La stessa cosa vale per la C104. Dal punto di vista invece del refitting propulsivo, che partirà adesso a ottobre per quanto riguarda il traghetto d'Amello, anche in questo caso verrà fatto un riammodernamento propulsivo della nave, quindi verrà sbarcato tutta la parte motoristica, tutta la parte impiantistica in termini propulsivi, e verrà installato un sistema innovativo ibrido che anche in questo caso permette di diminuire notevolmente le emissioni nocive in termini sia di CO2 che di NOx in ambiente. E allo stesso modo stiamo progettando una navetta full electric, quindi un refitting completo di una nave già esistente sul lago di Garda, quindi da diesel a totalmente full electric, quindi sia trasferimenti che approdi che manovre totalmente a batteria. Da cosa dipende il fatto di aver già adottato un ibrido, la soluzione ibrida, e non aver adottato direttamente una soluzione full electric? Dipende tanto dal sistema infrastrutturale, dal fatto che ad oggi sul lago di Garda in termini di disponibilità elettriche non abbiamo grandi disponibilità elettriche, anche perché una nave ha bisogno di
megawatt per muoversi, non di kilowatt classiche colonnine per ricaricare un'automobile, ecco. Quindi quando si parla di megawatt significano megawatt 60-70 megawatt disponibili per poter ricaricare una flotta come quella che è presente sul lago di Garda. Però si può fare, qualcosa si può fare, sicuramente noi siamo sulla strada progettuale, quindi tutto passa dallo studio del profilo operativo da che tipologia di corse deve fare questa nave, dalla stabilità della nave, dalla capacità dei pacchi batterie da poter installare a bordo, perché un pacco batterie ha un peso. Considerate che un megawatt di batteria ad oggi pesano circa 10 tonnellate e un megawatt di batterie sono tante, cioè non sono poche, 10 tonnellate. Diciamo che anche voi perdete un po' di passeggeri. Su una nave no, potremmo anche non perderli, ci sono alcune soluzioni da poter adottare. E quindi anche l'adeguamento delle infrastrutture sono dei capisaldi per la progettazione di una nave totalmente full electric e quindi è totalmente a zero emissioni CO2. E fra quanto questo nelle previsioni? A breve termine. Siamo già in fase di progettazione, stiamo marciando velocemente e speriamo di portarla a termine nel più breve tempo possibile, attendendo anche la risposta anche relativamente all'aggiornamento delle infrastrutture, che è molto importante. Assolutamente, ma noi più che promozionale ci interessa fare bene il nostro lavoro dal punto di vista del servizio. Vogliamo dare un servizio green, quindi ci crediamo su questa fase progettuale. Infatti qui vi ho riportato un piccolo schemino di come potrebbe essere una progettazione totalmente full elettrico. Come vedete non si capisce tantissimo, però non esistono motori diesel a bordo, esistono soltanto pacchi batterie, cicli convertitori e motori elettrici. E chiaramente sistemi. No, ad oggi no, abbiamo delle navi ibride, come dicevo, sul Lago Maggiore, Topazio e San Cristoforo. Bene, quindi come vede la navigazione laghi, come vede il futuro? Io ho riassunto un attimino questi 3 punti che secondo me sono un po' i punti importanti dal punto di vista del trasporto navale, comunque via acqua. Intanto l'idea della parola carbon zero è ormai molto utilizzata, però noi come navigazione laghi stiamo introducendo nuove tecnologie appunto per mirare a questo obiettivo, quindi l'ibrido e il full electric sicuramente sono delle tecnologie che possono permettere di ambire, di arrivare vicino a questo punto. Poi il concetto di upcycling. Le navi sono costruite in acciaio e in alluminio principalmente, una nave è riciclabile al 99%, cioè una nave può essere totalmente smantellata e rifatta, e l'acciaio e l'alluminio si ottengono da prodotti anche di scarto, quindi di per sé riciclare alluminio, riciclare acciaio permette di valorizzare anche prodotti di scarso valore in prodotti di alto valore, quindi una nave che trasporta tante persone sul lago come il nostro sicuramente è un oggetto di grande valore, perché permette comunque di migliorare senza un ridubbio la viabilità sul lago. E poi il concetto di eco-friendly praticamente, il TPL, quello che vi dicevo all'inizio, ad oggi il TPL comunque è amico dell'ambiente, ma perché? Io ieri sera ho fatto un po' di conti, in questi giorni ho fatto un po' di conti, ma anche nei mesi passati ho fatto un po' di conti, ma proprio conti spiccioli su come si fa a capire quanto CO2 produce in ambiente, quindi il gasolio che noi bruciamo rispetto ai chilometri che noi facciamo. E ho fatto un esempio della tratta Torri Maderno, del traghetto. Il traghetto può caricare 25 autovetture, trasporta, la tratta dura circa 30 minuti, parliamo di circa 4 miglia, e quindi da Torri a Maderno. Ecco, ricalcolando le 25 vetture su strada da Torri a Maderno d'estate, con circa quindi una percorribilità di 1 ora e mezza di macchina, se va bene, sì. 1 ora e mezza di macchina, questo cosa c'è da proprio conti fatti, ci dice che già ad oggi prendere il traghetto l'impatto ambientale è di circa il 40% in meno rispetto a quello di prendere la macchina, avere 25 auto sul tragitto per passare da Torri a Maderno. Quindi questo qui è un dato assolutamente importante, fondamentale,
Questo ci fa capire che se il Lago di Garda trasporta 2,5 milioni di passeggeri, che tradotti in autoveicoli sono circa, facciamo finta di avere 4 persone per auto, 1 milione, ecco benissimo, 1 milione di autoveicoli, a conti fatti sui chilometri del perimetro del Lago di Garda, l'impatto ambientale del PPL di acqua si aggira intorno al 30-40% in meno. Quindi dico, già di per sé il PPLA, qualunque mezzo che c'è a Verona, dappertutto già è intrinseco il concetto dell'ecosostenibilità, dell'essere eco-friendly. Questo è secondo me un dato molto importante. Il traghetto c'è tutto l'anno. E il traghetto chiaramente c'è tutto l'anno, quindi anche io dico 2,5 milioni di passeggeri, non parlo dei 100.000 veicoli trasportati, quindi possiamo anche aggiungerli, migliora un pochino la percentuale, ma dal nostro punto di vista, quindi anche meglio. Non da meno anche le biciclette. Ecco, le nostre navi in costruzione avranno degli spazi importanti per il trasporto delle biciclette, perché comunque l'aviazione dell'Italia crede tanto in questa tipologia di trasferimento. Ad oggi, considerate, siamo quasi a 60.000 biciclette trasportate, quindi è un valore sicuramente importante. Abbiamo raggiunto sicuramente un obiettivo assolutamente importante da questo punto di vista e ci crediamo tanto. Quindi vantaggi per il futuro sicuramente costruire quindi imbarcazioni ibride full elettriche è un percorso irreversibile, quindi trasformarle e innovarle. Come obiettivo futuro quello di ridurre senza ombra di dubbio CO2 e NOx, ma salvaguardare anche tanto le acque del Lago di Garda, che è molto importante. Quindi niente, io vi ringrazio. Bene, quindi grazie al direttore Giuseppe Maffà.